Buonasera ai titoli del telegiornale. La pioggia non si ferma e la terra continua a cedere. A Niscemi si allarga il fronte della frana, evacuati interi quartieri, oltre 1000 le persone fuori casa, la città affronta un'emergenza ancora in evoluzione. Per i danni del maltempo, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza, stanziati 100 milioni in totale per Sicilia, Calabria e Sardegna, nominato Schifani come commissario straordinario per la Sicilia. Dopo il ciclone Harry arrivano gli angeli del fango, nasce una rete spontanea con 1 migliaio di giovani che da Catania e lungo tutta la costa ionica aiutano chi ha perso tutto. A Palermo muore a 26 anni dopo un malore in casa un ex calciatore. La famiglia ha presentato una denuncia ipotizzando che il decesso sia dovuto ai ritardi nei soccorsi. Blitz antidroga dei carabinieri di Catania a Randazzo. Il clan Sangani si stava riorganizzando per gestire le piazze dello spaccio. A Catania un'alleanza politico-sindacale tra Italia e Francia per affrontare le sfide che incombono sul futuro dello stabilimento siciliano della ST Microelectronics. Vittoria e primato per il Catania che anche contro il Cosenza fa valere la legge del Massimino, ufficiale il prolungamento contrattuale di Jimenez. Buonasera, eccoci dunque. La pioggia non si ferma e la terra continua a cedere. A Niscemi si allarga il fronte della frana, evacuati interi quartieri, oltre 1000 le persone fuori casa. La città dunque affronta un'emergenza ancora in evoluzione. Domani il capo della Protezione Civile sarà appunto in Sicilia. Sentiamo Gerry Italia. A Niscemi la terra continua a muoversi, il fronte della frana che ha colpito la zona ovest della città, complice la pioggia battente di queste ore, si sta progressivamente allargando. Una situazione che ha reso necessaria l'evacuazione di interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e Via del Popolo. È alto il rischio di crolli per le abitazioni sospese sull'orlo del baratro, dopo il collasso di una vasta porzione dell'altopiano su cui sorge il centro abitato. Il terreno continua a cedere sotto le fondamenta delle case. Dalle immagini riprese dal drone si vedono edifici che non hanno più una base d'appoggio. Circa 300 famiglie e oltre 1000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Molti sono stati accolti nel palazzetto dello sport comunale, altri hanno trovato ospitalità da parenti. Su disposizione del direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, sono arrivate da Palermo centinaia di brandine allestite al palazzetto dello sport Pio La Torre. Pranzavamo e abbiamo visto tutto, poi siamo usciti e abbiamo capito il danno che c'era nel nostro quartiere. Tanto. Purtroppo anche siamo vivi magari. Alcune famiglie sono state accolte nella vicina casa di riposo dove hanno ricevuto assistenza e pasti caldi. Tutti si sono prodigati, chi ha portato coperte, chi insomma ha prestato un letto, chi ha dato una casa, chi ha rifugiato una famiglia, insomma i B&B sono stati aperti e hanno rifugiato tantissime persone, quindi devo dire che c'è stata grandissima solidarietà. Intanto la città è quasi isolata, chiuse le principali arterie di collegamento, la SP10 e la SP12, snodi fondamentali verso la statale Gela Catania, scuole chiuse in tutta Niscemi, resta percorribile una sola via d'accesso, la SP11. In municipio il sindaco Massimiliano Conti coordina l'emergenza insieme alla Protezione Civile regionale e nazionale e alla prefettura di Caltanissetta. Stanno preparando la delibera regionale di dichiarazione di calamità e la delibera di richiesta di calamità naturale con l'aiuto alla protezione civile. La protezione civile nazionale già è in campo e sono qua a Niscemi, chiaramente. Ho sentito il ministro Musumeci e chiaramente ci saranno novità anche dal governo, e regionale e nazionale. Oggi sul posto è arrivato anche il vicepresidente dell'AS, Gaetano Galvagno. Qui a Niscemi c'è una situazione veramente incredibile dove ci sono anche moltissimi evacuati, pertanto c'è un'attenzione assolutamente particolare, tant'è che mi trovo qui in questo momento e sono convinto che nei prossimi giorni ci saranno visite da parte sia del governo regionale che del governo nazionale. Sul campo decine di mezzi della protezione civile, i droni sorvolano costantemente l'area per monitorare l'evoluzione del terreno mentre proseguono i sopralluoghi aerei dei vigili del fuoco. E per i danni del maltempo dei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d'emergenza, 100 milioni stanziati in totale per Sicilia, Calabria e Sardegna, 33 per ogni regione. Commissario straordinario per la Sicilia nominato Schifani. Adelaide Barbagallo.
È stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. A deliberarlo il Consiglio dei Ministri. Lo ha reso noto il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Per i primi interventi urgenti ci sono complessivamente 100 milioni di euro, 33 per ogni regione. Altri soldi verranno stanziati più avanti. La Sicilia nei giorni scorsi aveva ricevuto dal governo regionale 70 milioni, quindi ne ha a sua disposizione 103 per le prime spese. A gestire lo stato di emergenza, che avrà una durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12, sarà Schifani, che è stato nominato commissario delegato. In Sicilia i danni vengono quantificati in 741 milioni, somma che potrebbe superare il 1,5 miliardi di euro, calcolando anche i mancati redditi di attività imprenditoriali e commerciali messe in ginocchio dalle mareggiate. Nei prossimi giorni il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate. Riferendosi a fenomeni di abusivismo e illeciti, Musumeci afferma: con questa mareggiata abbiamo imparato che tante cose fatte nel passato con leggerezza, con superficialità, non possono più essere tollerate né da questo governo né da quelli che arriveranno dopo. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori, dice la Premier Giorgia Meloni, ma già fioccano le prime polemiche di chi considera insufficienti i soldi stanziati. C'è chi propone di prenderli da quelli previsti per la costruzione del ponte. E dopo il passaggio del ciclone Harry nasce una grande rete spontanea di volontari, 1 migliaio giovani che girano da Catania lungo tutta la costa ionica per aiutare chi ha perso tutto. Sentiamo Eva Spampinato. Li hanno ribattezzato gli angeli del fango. Sì, io qui ci sono cresciuta e vedere il mio paese in queste condizioni è brutto e quindi sto facendo di tutto per dare una mano. Anche gli angeli a volte piangono, soprattutto quando questi angeli vestono i panni di giovani volontari che si stanno rimboccando le maniche per dare il loro aiuto. Siamo più di 1000 in questo gruppo. Da quanto tempo non ti fermi? 3 giorni. Ancora esiste gente che aiuta e meno male, perché c'è un disastro. Nelle tragedie puoi ritrovare un po' quello che è il senso di comunità, no? Grondano sudore e voglia di poter dare il loro contributo dopo la devastazione di Harry. La forza di volontà non fa pesare le ore passate a spalare terra, fango, detriti, tutto quello che il mare ha portato nelle strade delle nostre coste. Qui siamo a Mascali. La piazzetta di Fondachello e la chiesa erano irriconoscibili. Il mio primo giorno libero è doveroso, è l'unica cosa che potevamo fare. I giovani volontari arrivano da tutte le parti della Sicilia e anche da fuori. Che amico che torna anche da su, questo è il senso di casa, no? Quindi è quello che poi uno si aspetta come botta di risposta. Il governo in questo si è mosso forse un po' meno. Tutto nasce dal passaparola e dall'appello lanciato da 2 giovani catanesi, Simone De Pieri e Simone Grasso. In poco più di 24 ore la chat spontanea è cresciuta a dismisura. Con le mie forze ho dovuto ristrutturare per ben 3 volte. Purtroppo non siamo stati aiutati, ovviamente. Io spero ovviamente quest'anno di aiutarci e far sì che tutti i miei dipendenti ritornino a lavorare. Una rete dal basso che prova a rimettere in piedi la normalità, una spalata alla volta. Il presidente dell'ARS ha provveduto ad attivare un conto corrente, vedete in sovraimpressione, dedicato all'emergenza Harry. Dunque questo è l'IBAN intestato Regione Siciliana, causale emergenza ciclone. E ci sono anche dei fenomeni purtroppo legati allo sciacallaggio, perché ad Agrigento 2 fratelli nordafricani sono stati arrestati dai carabinieri mentre rubavano generi alimentari e bevande per oltre 1.000 euro in un ristorante a San Leone, chiuso proprio per i danni provocati dal ciclone. Durante i controlli dei carabinieri hanno sequestrato i 2 arrestati anche un coltello. Veniamo a Palermo, muore a 26 anni dopo un malore in casa un ex calciatore. La famiglia ha presentato denuncia ipotizzando che il decesso sia dovuto ai ritardi nei soccorsi. Manlio Viola.
È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Correnti, il noto giovane palermitano morto ieri all'età di 26 anni dopo un malore avvertito in casa. In base all'esito dell'esame autoptico, la procura deciderà se aprire anche formalmente una inchiesta, come richiesto dalla famiglia della giovane vittima che ha presentato un esposto. Francesco, ex calciatore, molto noto a Palermo anche per la sua attività all'interno di un frequentato negozio di accessori e cibo per animali, soffriva di problemi cardiaci. L'altro ieri sera era uscito con degli amici, poi, tornato a casa, ha avvertito il malore. Ma tutte le ambulanze a quell'ora erano impegnate. La centrale operativa del 118 ha fatto arrivare un mezzo da Villabate per soccorrere il ragazzo. Inevitabile il ritardo, ma la famiglia centra la propria attenzione anche sul fatto che il mezzo non aveva medico a bordo. Francesco è arrivato al Policlinico di Palermo ancora cosciente, ma è morto poco dopo. Per i familiari, senza i ritardi e se l'ambulanza avesse avuto il medico a bordo, il giovane si sarebbe potuto salvare. La magistratura dovrà accertare se ci siano responsabilità o se si sia trattato di una tragica fatalità. Blitz antidroga dei carabinieri di Catania Randazzo, 100 i militari impegnati, anche con il supporto di elicotteri, 14 gli arresti. Adelaide Barbagallo. Game over, così i carabinieri di Catania hanno battezzato l'operazione antidroga di Randazzo, una partita finita male per la criminalità, con 14 arresti. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso. 100 i carabinieri del comando provinciale scesi in campo con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del 12° nucleo elicotteri, del nucleo cinofili di Nicolosi e della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento di Sicilia. Le indagini, spiega la Procura di Catania, hanno consentito di comprendere i riassetti organizzativi del clan Sangani, operante a Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Dopo i duri colpi inferti dagli inquirenti al clan con l'arresto dei vertici, tra loro il capo Salvatore Sangani, e numerosi sequestri, il gruppo criminale si stava riorganizzando con una nuova formazione con a capo Cristian Sabato e Danilo Giovanni Sapiente, capace di imporsi ed egemonizzare il traffico di sostanze stupefacenti. Diversi tipi di droga spacciati, marijuana, cocaina, anche crack, ma questa sostanza per gli assuntori di Randazzo era reperibile solo nel mercato di Catania e proprio nella città etnea. I picciotti del clan si sono recati in occasione della festa del 1 maggio del 2023 per partecipare a un importante evento di musica elettronica dal vivo per spacciare droghe sintetiche, tra loro l'ecstasy. Un'alleanza politico-sindacale tra Italia e Francia per affrontare le sfide che incombono sul futuro dello stabilimento catanese dell'ST Microelectronics. Lorena Dolci. La crisi dell'auto elettrica, la contrazione del mercato dei microchip, la sfida con la Cina. L'ST si confronta con uno scenario globale in continua evoluzione. Il colosso italo-francese dei microprocessori, che conta 46.000 dipendenti, di cui oltre 5.000 nello stabilimento di Catania, non può non avere una visione europea. Il PD rilancia un'alleanza con i colleghi d'Oltralpe. Oui, nous avons un groupe europeo franco-italien che si chiama ST Microelectronics. Sicuramente noi abbiamo bisogno di fare un investimento a livello europeo, bisogna avere l'ambizione di arrivare al 20%, per fare questo noi abbiamo bisogno di un 20%. Noi abbiamo ST che è un'azienda franco-italiana che è assolutamente in grado di poter fare questo, però bisogna avere una visione di tipo industriale. Poi ci sono le criticità del sito catanese, dall'aumento dei costi dell'energia, tra i più alti in Italia, alla realizzazione di una conduttura per il rifornimento d'acqua del nuovo modulo, il SIC Campus. Il tema dell'approvvigionamento idrico di 400 metri cubi l'ora rappresenta assolutamente la priorità. Ancora non ci sono certezze né dell'investimento né della garanzia dell'erogazione dell'acqua per queste quantità, che rischia di bloccare sia i finanziamenti di parte pubblica che ancora non sono arrivati, sia l'ulteriore erogazione della quota privata a carico di ST per completare l'investimento di 5 miliardi. Da parte loro i sindacati ritengono positivo il ritiro degli esuberi, ma chiedono di rivedere il piano industriale che deve sempre ruotare intorno alla produzione delle fette di silicio a 8 pollici. A Castrofilippo, nell'Agrigentino, padre e figlio sono stati arrestati per aver appiccato il fuoco a un'autovettura al portone di un'abitazione. I due indagati sono stati infatti fermati dai carabinieri per appunto incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Ci fermiamo, poi andremo a Siracusa per parlare di anti-racket.
Oggi è stato ricordato a Palermo, davanti alla targa che lo commemora, il giornalista del Giornale di Sicilia Mario Francese, ucciso dalla mafia a colpi di pistola mentre stava tornando a casa il 26 gennaio del 1979. Di mio padre, ricorda il figlio Giulio, mi piace dire che il suo senso del dovere e la passione per il suo mestiere. A Siracusa la commissaria nazionale dell'antiracket per fare il punto sull'escalation di intimidazione ai commercianti. Al nostro TG dice bisogna stare dalla parte dello Stato, denunciando, presenti tutte le istituzioni insieme a sindaci e commercianti. Francesco Loi. I commercianti non sono soli, hanno attorno a loro le associazioni anti-racket, hanno chiaramente il sostegno delle forze di polizia e delle istituzioni. Sull'escalation di intimidazioni ai commercianti di Siracusa si fa il punto anche con la commissaria nazionale dell'anti-racket. La triste fotografia che emerge è questa: si preferisce pagare il pizzo piuttosto che denunciare. Il messaggio deve essere quello di avere il coraggio di denunciare e di decidere da quale parte stare. Sicuramente bisogna stare dalla parte dello Stato. Stato che è presente anche all'Assemblea regionale della Federazione Antiracket riunita a Floridia, alle porte di Siracusa. All'incontro ci sono tutti, compresi i sindaci e commercianti. Bisogna riuscire a intercettare questi commercianti, questi imprenditori che per paura o per convenienza stanno pagando. Pagare il pizzo vuol dire pagare la mafia e quindi contribuire a questi atti intimidatori. La criminalità parte con piccole richieste di soldi, ma poi... Il tempo è ben altro, quello che vuole la criminalità organizzata è impossessarsi delle attività commerciali. Ma l'allarme sicurezza non è legato soltanto alle intimidazioni. Soprattutto nella zona montana del Siracusano preoccupano anche i continui furti ai bancomat. Breve pausa alla pagina dello sport con il calcio, con Catania e Palermo. Il Catania gioca bene e vince con merito con il Cosenza, concedendo poco o niente all'avversario. I numeri al Massimino sono esaltanti, ma il primato dei rossazzurri si legge anche attraverso la qualità del gruppo. Ufficiale intanto il prolungamento contrattuale di Jimenez. Marco Carli. Le emozioni e le prestazioni, sostantivi con lo stesso finale e diversa radice. Quando vanno a braccetto vuol dire che la combinazione è giusta, perché il Catania col Cosenza ha unito l'utile al dilettevole in sintesi. Ha giocato bene, ha colpito nel momento giusto e ha suscitato entusiasmo. Prestazione e emozione, come si diceva. Quando nel calcio ci sono entrambe, finisce che va, come dice Toscano. Sono contento della crescita, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, della tranquillità nel giocare la palla, nel divertirsi a volte. Peccato che magari avremmo meritato qualche gol in più, però io guardo la prestazione e sono contentissimo dei ragazzi perché oggi mi sono divertito. Un cenno va fatta ai numeri, primo posto col Benevento, 11 vittorie al Massimino, 1080 minuti di imbattibilità interna con 34 punti conquistati su 36. E non abbiamo parlato ancora della fattura dei gol del 2-0 con il Cosenza. Il tocco di Jimenez dopo la giocata di D'Ausilio e il cross di Donnarumma e il degno suggello dell'accordo che il club ha reso ufficiale per il prolungamento fino al 2028. La legnata di Lunetta, al suo 8º centro stagionale, esalta il pubblico e la corsa di Casasola, sempre grande assist man. Se poi Caturano avesse segnato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta? Solo quello, anche perché dal mercato sono arrivati i tasselli giusti, basta vedere la prestazione di Miceli in difesa. Ho cercato di adattarmi, alle indicazioni del mister, che erano magari diverse rispetto a quelle che facevo a Monopoli, però il ruolo è il mio e cerco di mettermi a disposizione, di dare un contributo alla squadra. E arrivano novità sulle condizioni di Francesco Di Tacchio, che ieri non ha preso parte all'incontro per una botta al costato rimediata durante la rifinitura di sabato. Il centrocampista ha subito l'infrazione della quarta costola sinistra e dovrà osservare un breve periodo di riposo. Andiamo alla Serie B, il Palermo alla ricerca del salto di qualità. Nonostante un ottimo trend, la formazione di Inzaghi continua ad allontanarsi dalla zona promozione diretta. Sul mercato il DS Ossi stringe per Tramoni. Marco Gullà.
Ci fermiamo qui, purtroppo ci interrompiamo proprio per un problema tecnico. Grazie per chi ci ha ascoltato e buona serata.